buonasera, abbiamo qui con noi Thomas Michini che è l'estremo difensore di questa squadra che ha dimostrato tantissimo in questo campionato ed è venuta a testa alta qui a Matera. Se ci fosse qualcosa da rimproverare in questa partita, non nel resto del lavoro fatto nel campionato, a cosa alluderesti? No, alla fine non posso rimproverare niente perché sapevamo che era una partita difficile, venivamo da Salerno, quindi eravamo stanchi, eravamo un po' sulle gambe e eravamo senza due elementi importanti in tutto il campionato, cioè metà campionato, che uno era Marchetti e l'altro Poletti che si è fatto male la mano, quindi non posso rimproverare niente, sono contento della squadra e va bene così. Noi facciamo i complimenti alla squadra perché la vostra posizione ha dimostrato il grande lavoro che c'è alle spalle, il mister sicuramente non vi avete tregua, gli obiettivi del prossimo anno sicuramente si intrecceranno con quelli della Decom Roller Matera. L'augurio è quello di non partire ovviamente con quest'ombra negli occhi perché non è così, è stata una bella partita al di là dell'aggressività. Non l'hai vista un po' troppo maschia? No, alla fine è giusto che no, che i punti siano sport di contatto, quindi è giusto, ci sono stati molti contatti, va bene così, alla fine è bene che ci sia una partita bella maschia perché sennò non ci sarebbe divertimento. A me piace così. Ringraziamo Thomas e ringraziamo la Pumas sicuramente. Buon rientro, grazie.